Noi alleviamo la razza Fozza, una razza autoctona qua del territorio dell'Altopiano, dei 7 comuni. Le origini storiche arrivano dal 1400 e noi come famiglia proveniamo proprio da un'origine pastorile, ovvero sia i miei bisnonni e mio nonno in particolare allevava anche lui le pecore Fozza. Dopo quasi 100 anni è stato prodotto nuovamente in altopiano il primo gomitolo di lana di pecora Fozza, grazie a un progetto che mira a rivitalizzare le razze ovine autoctone del Veneto. Nell'area dei 7 comuni c'è la Fozza, mentre nel resto della regione si mira a recuperare con il progetto Ship Up anche le Lamon, l'Alpagota e la Brogna. L'idea è quella di lavorare sulle produzioni di latte, lana e carne per dare il modo alle aziende coinvolte di far partire un'economia sostenibile. In soldoni quel che accadeva in passato, ma con uno sguardo al futuro. E così alla Malga Col del Vento di Cesuna si è ripreso a fare quel che si faceva tanti anni fa, quando in altopiano l'allevamento di ovini era molto diffuso. Questa passione è rimasta sempre un po' all'interno del nostro DNA e quando abbiamo preso la Malga ci siamo un po' cimentati in una nuova esperienza che, sarò sincero, l'ho trovato molto interessante. È una pecora in via di estinzione, dunque tentiamo di recupero di questa razza che si armonizza nel territorio altopianese, nella biodiversità e nella cura del territorio. Al progetto collaborano, oltre agli allevatori, anche università, centri di ricerca ed enti pubblici. Il progetto si articola in diversi gruppi di azione, naturalmente, che hanno anche l'obiettivo di lavorare su queste produzioni, arricchendo quella che è l'offerta, sia per quel che riguarda l'aspetto enogastronomico, sia per quel che riguarda gli impieghi possibili della lana e la sua conseguente valorizzazione.